8 del mattino, venerdì 13 marzo, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E buongiorno anche da Lorena Dolci. Fra poco con Lorena leggeremo insieme i quotidiani regionali, ma intanto cominciamo con le notizie. Torniamo al femminicidio di Messina. Voleva chiarire, parlare della denuncia per lesioni che la vittima aveva fatto nei suoi confronti. Questa è stata la versione fornita da Santino Bonfiglio, l'uomo che ha confessato di avere ucciso l'ex compagna Daniela Zannanti, per l'appunto a Messina. È stato interrogato nel carcere di Gazzi a Messina Santino Bonfiglio, 67 anni, accusato di aver ucciso a coltellate la ex compagna Daniela Zannanti, 50 anni, dalla GIP Alessia Smedile e dalla PM Roberta La Speme. L'indagato ha confermato la confessione resa dopo il fermo. Bonfiglio ha detto di essere andato a casa della Zannanti perché voleva parlare della denuncia per gravi lesioni che aveva fatto la donna nei suoi confronti e che lui contestava. Intanto emergono nuovi particolari e nuove testimonianze, come quelle dei vicini dell'uomo di via Polveriera, che raccontano di aver sentito più volte le liti tra i due, la signora Daniela che gridava e l'intervento di polizia e carabinieri. Una volta è intervenuta anche l'ambulanza e la signora è stata portata in ospedale. Tutti, ha detto una vicina, pensavamo che non sarebbe finita bene, non che l'ammazzasse, certo, ma sicuramente che l'avrebbe fatta ancora del male. E a casa di Daniela Zannanti in via Lombardia ci sono i fiori sotto la finestra della sua camera. Lì è stata trovata morta dalla figlia, lì si è recato Santino Bonfiglio nonostante fosse ai domiciliari e su quella misura richiesta dal GIP che adesso si concentra la famiglia. Era prevista l'applicazione del braccialetto elettronico, cosa mai avvenuta perché il dispositivo mancava. Per questo la famiglia di Daniela Zannanti parla di morte annunciata e su questo aspetto chiederà spiegazioni attraverso il legale, l'avvocato Filippo Brianni. Sì, chiaramente le indagini sono all'inizio, vedremo esattamente cosa è successo, ne abbiamo piena fiducia negli investigatori che ritengo finora stiano facendo un ottimo lavoro e se questo aspetto dovesse emergere, chiaramente andremo poi fino in fondo su questo profilo. Quella di Daniela Zannanti è una morte che ha lasciato sgomenta tutta la città. A distanza di un anno da quella di Sara Campanelle, i familiari di Sara hanno inviato una lettera a quelli di Daniela. È un ergastolo di dolore, ogni giorno sopravviviamo a un tormento che non dà tregua, hanno scritto. L'invito, dicono le associazioni antiviolenza, è quello di denunciare, ma poi servono gli strumenti per tutelare chi lo fa. E di femminicidio, di questo femminicidio parleremo più avanti nel corso della nostra trasmissione stamattina, ma intanto leggiamo insieme i quotidiani e torniamo alla notizia, a altri particolari. Sì, lo andiamo a vedere sul quotidiano La Sicilia, come abbiamo già detto anche noi. Bonfiglio ha confessato il femminicidio anche nel corso del secondo interrogatorio, ha confessato di averla uccisa intorno alle 9 di lunedì sera con 40 coltellate, voleva avere con la donna, ha detto, un incontro chiarificatore, non aveva l'intenzione di ucciderla, ma poi dovrebbe spiegare perché, come scrive La Sicilia, si era portato appresso un coltello, voleva chiedere le spiegazioni sulla denuncia che lei aveva presentato, la denuncia che lo aveva fatto finire agli arresti domiciliari, riteneva ingiusta l'accusa di maltrattamenti e poi ha spiegato di essersi allontanato dai domiciliari, e questo perché non aveva il braccialetto elettronico che doveva arrivare, questo l'abbiamo raccontato anche noi, per raggiungere l'abitazione della cinquantenne con l'intenzione di parlare con lei. Il braccialetto elettronico appunto è uno degli elementi di questa inchiesta, sono oltre 13.000 quelli attivi, di cui più della metà anti-stalking, e in questo caso, oltre a tracciare la persona interessata, viene monitorata anche la potenziale vittima. Quest'ultima è perciò dotata anche lei di un dispositivo che rileva la presenza dello stalker nelle vicinanze, generando un alert alle forze dell'ordine, e chissà, ci chiediamo se in questo caso l'avrebbe potuta salvare. Ma cercheremo di capire più avanti che cosa è successo in questa vicenda drammatica. Adesso c'è l'inchiesta sulla sanità, l'inchiesta della corruzione sulla sanità che vede coinvolto il super manager, ex super manager ed ex anche direttore generale del Policlinico di Messina, Iacolino. Ieri c'è stato l'interrogatorio del vicepresidente dell'antimafia regionale Bernadette Grasso, che ha deciso di autosospendersi. Stamattina l'interrogatorio proprio di Iacolino. Ma vediamo i particolari.
Sarà sentito questa mattina il super burocrate Salvatore Iacolino, finito nell'inchiesta della DDA di Palermo con l'accusa di corruzione aggravata e concorso esterno in associazione mafiosa. Al centro dell'indagine che ha portato all'arresto del dirigente regionale Giancarlo Teresi e del boss massone di Favara Carmelo Vetro ci sarebbero i rapporti con quest'ultimo. Vetro puntava ai fondi della ricostruzione del ciclone Harry e per questo si era rivolto ancora una volta a Salvatore Iacolino, che gli aveva detto: ti presento un amico. L'amico in questa circostanza, come rivela oggi Repubblica Palermo, era il capo del Dipartimento regionale della Protezione Civile Salvatore Cocina, che lo avrebbe incontrato senza però sapere di avere davanti un imprenditore mafioso. Intanto ieri la Procura ha interrogato la vicepresidente della Commissione regionale antimafia Bernadette Grasso. Anche la forzista ha confermato di aver indicato nomi e inviato curricula al boss Vetro senza sapere chi fosse davvero il suo interlocutore. La deputata è stata ascoltata come testimone ed ha raccontato di non avere mai sospettato nulla e di essersi fidata perché quell'uomo le era stato presentato da Iacolino. Non lo avrebbe però mai incontrato di persona, solo contatti per via chat e telefono. Quelle assunzioni da parte di un'impresa di vigilanza vicina a Vetro poi non si fecero più e per questo Bernadette Grasso non risulta indagata. Lei, nonostante non sia indagata, ha scelto di autosospendersi dalla commissione antimafia. La vicenda nel frattempo fa crescere le già esistenti tensioni politiche anche all'interno della maggioranza, dove il clima resta teso con le opposizioni che chiedono la fine della legislatura. Il tema di questi giorni è un tema infuocato da un punto di vista anche politico. Sì, anche con ricadute politiche e soprattutto mentre emergono sempre nuovi dettagli, come avete sentito questo boss che aveva importanti entrature all'assessorato puntava ai fondi del risanamento dopo il ciclone Harry e cercava di smuovere tante acque tramite Iacolino. Intanto, come avete sentito, l'incontro con il capo della protezione civile siciliana Salvatore Cocina: ti presento un amico, aveva detto Iacolino. Ci fu l'incontro ma senza alcun seguito. Ma Vetro non si arrende, aveva cercato di contattare anche il commissario nominato da Schifani, Duilio Alongi, ma in questo caso non riuscì ad arrivare al suo obiettivo, ma tramite il dirigente compiacente gli apriva molte porte a questo mafioso. Pensate che in un caso l'assessore comunale ai lavori pubblici fu contattato appunto dal dirigente regionale per proporgli il nome di Vetro. Una storia davvero incredibile, scrive Repubblica, un dirigente regionale che propone ad un comune la ditta del mafioso. È quello che ha preso tutte le attività nostre, diceva Teresi, che è appunto il dirigente regionale. Ci siamo avvalsi di lui, gli dava quindi delle referenze. In ballo c'erano i lavori per rimuovere la Posidonia dal porto di Marinella di Selinunte e questo è solo uno dei tanti appalti a cui il boss Vetro, presentato come ingegnere, cercava di aspirare. Bene, grazie Lorena. Adesso diciamo siamo nel catanese, c'è stata una maxi truffa, un maxi traffico di carburante dall'est Europa, è stato smascherato questo liquido che veniva indicato come per la tracciabilità come un liquido che non aveva niente a che vedere con i carburanti e quindi non tassabile e si è scoperta questa truffa. Ma vediamo di che cosa si tratta. Dichiaravano che fosse un liquido bioanticorrosivo, ma in realtà era gasolio e arrivava in Italia da raffinerie dell'est Europa su gomme o su rotaia, utilizzando documenti falsi in cui si dichiarava che quel liquido, 400.000 litri in tutto, era esente da imposte. Una maxi frode tra l'est Europa e la Sicilia, scoperta dalla Guardia di Finanza di Catania, che secondo la Procura Etnea aveva un meccanismo preciso e ben rodato, portato avanti da un imprenditore di Adrano del settore dei trasporti e dai suoi 4 presunti complici indagati per sottrazione fraudolenta al pagamento delle accise sui prodotti energetici. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati beni per 235.000 euro, oltre a 143.000 litri di carburante, un deposito abusivo, tank container, mezzi pesanti e decine di cisterne. Sequestrate anche 3 società di logistica ritenute coinvolte nel sistema illecito. Per 2 indagati è scattato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, mentre per altri 3 il divieto di esercitare attività d'impresa.
Anche questa è una notizia che stamattina campeggia sui quotidiani. Sì, questa frode messa in atto da questo giovane imprenditore che era alla mente della frode sul gasolio dall'Est Europa. Il meccanismo era semplice, parliamo di circa 400.000 litri di gasolio in tutto proveniente da raffinerie dell'Est Europa che arrivavano in Italia su gomma a rotaia utilizzando documenti che attestavano falsamente il trasporto di liquido bio anticorrosivo esente da imposte. Questo appunto è il meccanismo realizzato dall'imprenditore di Adrano nel settore dei trasporti e della logistica, Alfredo Carcagnolo, a cui la procura contesta appunto questa frode. Voltiamo pagina ma restiamo a Catania perché vi raccontiamo adesso la storia di una falsa dottoressa in estetica, è stata scoperta a Catania da INAS che l'hanno denunciata. Ma vediamo i particolari. Sul lettino una cliente pronta all'iniezione alle labbra, praticata spesso anche in diretta social. Davanti a lei però non c'era un medico, è così che i carabinieri del NAS hanno sorpreso a Catania una quarantenne denunciata per esercizio abusivo della professione sanitaria e somministrazione di medicinali non autorizzati. La donna, molto attiva sui social con oltre 10.000 follower, si presentava online come medico estetico, pubblicizzando i risultati di trattamenti con Botox e filler. L'indagine è partita da una segnalazione su presunti trattamenti estetici eseguiti da personale non abilitato. Il monitoraggio dei profili social ha poi permesso ai militari di identificare la donna e di ricostruire la sua attività. Gli interventi venivano effettuati in un'abitazione privata, trasformata in ambulatorio improvvisato senza autorizzazione. Quando è scattato il controllo, la finta dottoressa ha tentato di mascherare invano gli strumenti e i farmaci utilizzati, che sono poi stati sequestrati dai carabinieri. Trovati anche un tariffario e un'agenda con le prenotazioni, oltre alla lampada utilizzata per realizzare contenuti da pubblicare sui social. Non è la prima volta che vengono scoperti falsi medici estetici, No. e poi ci sono tantissimi rischi soprattutto. Certo, e a volte anche conseguenze molto gravi, ma la curiosità di questa storia appunto è che questa falso medico estetico stava eseguendo un trattamento in diretta su TikTok, un modo per esibire le sue abilità e attirare potenziali nuovi clienti o nuovi pazienti. Ma proprio sul più bello hanno bussato alla porta e alla segretaria che chiede chi è rispondono: siamo i carabinieri, e l'audio è entrato dritto nella diretta social, quindi una figuraccia che si è conclusa con i militari dei NAS che hanno denunciato questa donna, una quarantenne, responsabile dei reati di esercizio abusivo. Dicevamo che appunto non sono dei trattamenti così leggeri, le infiltrazioni di tossina botulinica o di filler non sono semplici procedure estetiche ma veri e propri atti medici che comportano la somministrazione di farmaci e l'utilizzo di tecniche invasive sul corpo umano, e non sempre i social sono una garanzia di appunto competenza. E adesso chiudiamo quella che è la parte, diciamo, regionale della rassegna stampa. Allora, lo facciamo andando a vedere le prime pagine dei quotidiani regionali. Partiamo dal quotidiano La Sicilia, naturalmente c'è il femminicidio di Messina, Daniela uccisa dalle coltellate e dallo Stato che non c'era, punta il dito dunque contro i ritardi nel braccialetto elettronico, e poi l'inchiesta di Palermo, quel cavallo di Trojan che ha incastrato Iacolino, Bernadette Grasso, vicepresidente della Commissione Antimafia, che dice mi sono fidata, e poi una invece bella vetrina con l'inchiesta della Sicilia, viaggio nel patrimonio storico-culturale dell'isola, una ricchezza enorme da gestire. Andiamo a vedere la prima pagina di Repubblica Palermo, e appunto qui c'è la notizia di cui vi abbiamo già dato conto: il boss che puntava ai fondi del ciclone Harry voleva entrare negli appalti per la ricostruzione. Ma poi c'è anche questa notizia: fondi al porto VIP, parliamo del Porto Rossi di Catania, approdo per le barche della Catania benestante, sono stati stanziati 776.000 euro dopo i danni del ciclone Harry, ed è polemica con una pioggia di critiche di associazioni e Movimento 5 Stelle. Poi troviamo sempre il femminicidio, azioni legali per il braccialetto elettronico che non c'era. Andiamo a vedere la prima pagina del Giornale di Sicilia, quotidiano di Palermo, ancora troviamo l'assassino di Daniela
Daniela che confessa davanti al GIP, e poi le ricadute politiche dell'inchiesta sulla regione, le intercettazioni tra imprenditori alle infrastrutture, il direttore dei lavori vuole 15, siamo alla fiera, gliene ho già dati 10. Iacolino e il Bosto, e tra affari e politica, sempre la Grasso dice vetro me lo portò il super manager, e come abbiamo sentito lei si è fidata. Concludiamo questa carrellata con la prima pagina della Gazzetta del Sud, che fa una riflessione: la morte di Daniela è una sconfitta dello Stato. Santino Bonfiglio è evaso senza braccialetto elettronico dai domiciliari per ammazzare Lazzinanti. Oggi l'affidamento dell'autopsia, la lettera dei familiari di Sara Campanella, anche loro al centro di una tragedia che ha sconvolto Messina, e hanno scritto ai parenti della vittima. E in particolare, appunto, parliamo dei parenti di Daniela, rabbia, c'è grande rabbia per il braccialetto che non c'era, andremo fino in fondo. Il legale della famiglia parla appunto del dispositivo che non c'era e che forse avrebbe potuto salvarle la vita. Anche qua invece le testimonianze dei tanti parenti che la conoscevano: Daniela era una donna carina, educata, poi però quelle urla continua. Una vicina che conosceva la vittima è sconvolta, è una vicenda che fa male, sono donna e madre di 3 donne, provavo pena perché qua tutti avevamo capito che prima o poi sarebbe accaduto qualcosa di terribile, e però nessuno poi è intervenuto. Andiamo avanti, sempre sulla vicenda Iacolino ci sono tanti risvolti, da quello giudiziario a quello politico, ma a pagare anche il Policlinico di Messina, di nuovo senza direttore generale. E poi ancora qui abbiamo la vicenda di Iacolino, ma andiamo avanti. Parliamo adesso della spiaggia di Mondello e dell'esclusione della società italo-belga dalla gestione dopo un appalto centenario, lo gestiva da oltre un secolo. Ha presentato il ricorso al magistrato, e con questa spiegazione la ditta dei Genova, che era in odore di mafia, non influiva sul lido, ma proprio oggi viene pubblicato il bando regionale per le nuove concessioni. La società di Mondello, che ha presentato il ricorso al TAR per la sospensiva, dice eccesso di potere. Andiamo avanti, vediamo adesso nelle pagine interne del quotidiano La Sicilia la rivolta dei rider, basta precariato, la CGIL chiama a raccolta gli addetti alle consegne, non hanno diritti, è urgente un contratto. E poi invece nella pagina interna dedicata a Catania è arrivata la Smart Police, cioè la polizia sui monopattini, più sicure le isole pedonali. Vediamo velocemente queste altre notizie. L'appello: riprendiamoci il mare, il Caito torni pubblico. Parliamo di quello specchio d'acqua sotto la stazione di Catania che ospita un lidio. E poi sì dei lavoratori all'accordo tra sindacati e SIFI, così l'esodo sarà volontario. Sisma a Ragalla, sale il numero degli immobili inagibili. Il sindaco Caruso, dopo un primo contatto, dovrebbe incontrare oggi il commissario incaricato dalla regione siciliana per la gestione dello stato di crisi e le emergenze. Intanto aumenta il numero degli immobili dichiarati inagibili, mentre sono 17 le persone sfollate. Chiudiamo con questa notizia: il ficus di Piazza Marina, questo imponente albero, è gravemente malato e vari esperti sono accorsi al suo capezzale. La metà della pianta è compromessa, il 90% della radice aria è secco. L'allarme è lanciato dai docenti di agraria dell'Università di Palermo. Grazie Lorena, torneremo da te fra poco per le notizie che riguardano i fatti nazionali e anche internazionali, ma adesso vediamo la situazione viabilità su Catania. Vedo già le immagini dal Tondo Gioieni e c'è un rallentamento in atto in questo momento. Nodo Gioieni che, fra le altre cose, questa mattina a partire dalle 10:30 circa
vedrà delle operazioni particolari con la chiusura proprio del torno indietro del Tondo Gioieni, che andrà avanti per 2 giorni, e quindi gli automobilisti che attraversano la circonvallazione non potranno usufruire del torno indietro del Tondo Gioieni, ma dovranno farlo quello più avanti, quello subito dopo il Policlinico Universitario. Sono però lavori necessari, lo spieghiamo, perché stanno facendo delle canalette di scolo per consentire il drenaggio, perché poi sapete quando piove molto forte tutta l'acqua poi arrivava in via Etnea, così dovrebbero invece queste acque essere intercettate da questo sistema di drenaggio. Grazie Lorena, adesso invece vediamo la situazione su via Vincenzo Giuffrida, siamo sempre a Catania, anche qui traffico, vedete e sentite anche il rumore dei clacson delle automobili. Altro tratto della circonvallazione che possiamo probabilmente vedere adesso è mostrarvi. Eccolo che arriva, siamo nella parte bassa della circonvallazione, auto incolonnate sulla parte bassa di via Lodorico da Pordenone, prima del Tondo Gioieni. Anche qui c'è molto traffico, oggi situazione congestionata in maniera particolare. Vediamo e osserviamo qualcosa di diverso adesso con l'Etna, che è il solito pennacchio. A Catania e vedere la bellezza, insomma, rispetto al traffico. Esatto, l'Etna innevata con questo pennacchio bianco. Vediamo la stessa Etna però da Taormina. Vedete qualche nuvola in più su Taormina, però diciamo che almeno per il momento il tempo regge, anche se nelle prossime ore ci dovrebbe essere un peggioramento stando alle indicazioni degli esperti. Ci dobbiamo fermare, facciamo la prima sosta della nostra mattinata, fra poco torneremo con Lorena per leggere insieme i quotidiani nazionali. Siamo ai quotidiani nazionali. E quotidiani nazionali, naturalmente l'apertura è dedicata in tutti i casi alla guerra in Iran, alla presa di posizione del nuovo leader, ma anche all'attacco alla base italiana che inizia il ritiro dei soldati italiani. Allora partiamo dal Corriere della Sera, il primo discorso del nuovo leader iraniano, che però non compare dal vivo, ha solo letto, si è sentito l'audio, i contenuti sono resistenza e vendetta. Il testo era letto da una speaker donna, quindi era un testo scritto, non si è mai sentita la sua voce. Perché lui è stato ferito nell'attacco, quindi diciamo c'è anche un mistero attorno a questo personaggio. E poi l'attacco a Erbil, il drone, quindi la nostra base, i militari nel bunker, gli italiani iniziano ad abbandonare l'Iraq. Andiamo a vedere poi la Repubblica, soldati italiani via dalla guerra, appunto il focus è su questo, scatta il ritiro graduale del contingente dopo il drone sulla base di Erbil. Il ministro Crosetto dice è stato un attacco deliberato contro di noi, e poi il primo messaggio del figlio di Khamenei che parla di vendetta per i martiri, mentre il Golfo di Hormuz resta chiuso, che è l'arma più forte che hanno in mano perché è un'arma economica, tanto che il petrolio vola oltre i $100. E ancora andiamo sulla Stampa, furia Khamenei, titolo analogo, vendichiamo i nostri martiri, e poi vi faccio vedere le prime pagine dei 2 quotidiani di ispirazione cattolica, l'Osservatore Romano che invece punta sui, tra virgolette, i danni collaterali, ovvero le vittime di questa guerra. Sono già 1100 i bambini morti e feriti nella guerra in Medio Oriente, dove la situazione umanitaria è fuori controllo, e un'ulteriore escalation colpirebbe ben 60 milioni di persone. Mentre l'Avvenire ci ricorda che la Chiesa italiana è in preghiera per la pace, digiuno dall'odio. I giovani partecipano a questo digiuno, così non rimaniamo spettatori passivi. Ma andiamo adesso all'interno a vedere appunto il ritiro del contingente italiano. Gli ultimi 141 militari si preparano a lasciare la base in Iraq colpita da un drone. Tajani dice inutile lasciarli sotto le bombe, per l'evacuazione un corridoio verso la Turchia. Come è successo questo attacco? C'è stato un volo basso di un drone e l'esplosione, vedete qui la base in fiamme, e il contingente, appunto per evitare ulteriori rischi, ha deciso di ritirarsi. Ma naturalmente le bombe invece cadono su Teheran e Beirut. Tel Aviv prende di mira la banca degli Hezbollah, la teocrazia colpisce 3 mercantili, e gli USA affermano che sono stati centrati 6.000 obiettivi
obiettivi. Naturalmente poi anche una guerra di propaganda, guerra di numeri per capire, diciamo, chi sta diciamo, rivestendo una posizione migliore. Qui veniamo a minacce, appelli agli iraniani, il messaggio degli ayatollah, il tono è severo, più duro di quello del padre, non si legge nessun segnale di moderazione, nessuna parola che lasci intravedere una possibile de-escalation, un linguaggio, e qui sembra quasi una sorta di insinuazione, da generale dei Pasdaran, come a dire chi l'ha veramente scritto questo messaggio. E poi due analisi veloci su quello che sta succedendo, una è dello scrittore marocchino Benjeloun, che dice: Netanyahu ha sottovalutato l'Iran e Trump ha attaccato senza un piano, l'Iran è una dittatura ma non è uno stato fragile, e l'altra dell'analista Natalie Tocci che dice: il conflitto che nessuno sa chiudere, gli USA e il Golfo sono impantanati, Netanyahu il premier israeliano che preme su Donald e non vuole fermarsi, perché fermarsi adesso sarebbe per Netanyahu una sconfitta. E ci sono altre conseguenze di questa tensione in Medio Oriente. C'è stata una sparatoria in Michigan, terrore in una sinagoga, ucciso l'attentatore, l'auto era piena di armi, è stata lanciata contro questa sinagoga a Detroit, e poi l'astalitore ha aperto il fuoco sugli agenti di sicurezza. Diciamo, odio che si diffonde a macchia d'olio. E si pare che la famiglia dell'attentatore fosse stata uccisa in uno degli attacchi. Sì, in un attentato in Libano. Alleggeriamo un po' i toni, veniamo un po' a curiosare tra queste curiosità che circondano Trump, e qui l'attenzione è sulle scarpe di tutti i MAGA, cioè appunto i collaboratori di Trump, che ama questo tipo di scarpe in particolare, vedete, e le regala a tutti i suoi collaboratori. Le ordina da un'azienda USA che però non è contigua o vicina, anzi gli ha fatto causa sui dazi, ma lui appunto chiede che taglia porti, che misura porti, e quindi queste scarpe sono comparse ai piedi di diversi fedelissimi, ma addirittura prendono in giro Rubio, che avrebbe detto di avere una taglia più grande della sua, e quindi diciamo alcuni commentatori hanno notato che queste scarpe sono un po' troppo lunghe per la sua misura. Anche perché pare che Trump valuti la qualità di una persona anche in base alla misura delle scarpe. E poi si avvicina il referendum, ieri la chiamata alla mobilitazione da parte del premier Meloni con varie argomentazioni, ma ha detto: non vogliamo liberarci delle toghe. Ha partecipato all'evento per il sì, invitando gli elettori a dire: non abbiate paura, questo è un voto contro le caste. Andiamo ancora avanti, sempre nelle polemiche politiche. Giuli contro Buttafuoco sull'invito alla Russia, questo padiglione dedicato appunto alla Russia, ha isolato la Biennale dal mondo libero e vuole che cada ancora qualche testa. Ci fermiamo, a te Angelo. Grazie Lorena, noi facciamo un'altra sosta e poi il primo ospite della nostra mattinata. Di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia, con noi c'è la dottoressa Maria Vincenza Catania. Buongiorno. Buongiorno a voi. Ben trovata, la coordinatrice dell'iniziativa CNR per quanto riguarda la città di Catania, e di questo evento che fra pochissimo, di fatto questa mattina, si svolgerà a pochi passi anche dalla nostra sede, diciamolo chiaramente. Allora, parliamo di Olimpiadi delle Neuroscienze. Che cosa sono le Olimpiadi delle Neuroscienze? Le Olimpiadi delle Neuroscienze sono la fase nazionale di una manifestazione molto più ampia, che è la International Brain Bee, che è una competizione internazionale che è rivolta ai giovani delle scuole superiori e il cui scopo è quello di attirare i migliori talenti allo studio delle neuroscienze. Facciamo capire a casa di che cosa si occuperanno questi ragazzi in futuro. Sì, allora, innanzitutto le neuroscienze sono tutte le discipline che si occupano dello studio del sistema nervoso, quindi il funzionamento del sistema nervoso e anche le malattie del sistema nervoso. Quindi lo scopo è fondamentalmente quello di attirare questi giovani allo studio del sistema nervoso per scoprire
innanzitutto il fascino, no? del cervello, ma soprattutto aiutare anche a scoprire nuove cure per le malattie, soprattutto le malattie infiammatorie, le malattie neurodegenerative, che aumentano sempre di più con l'aumentare dell'età della popolazione. Lei faceva riferimento a ragazzi. Quando parliamo di ragazzi, la fascia d'età a cui ci si rivolge? La fascia d'età alla quale ci stiamo rivolgendo sono i giovani che hanno dai 13 ai 18-19 Quindi anni, giovanissimi. quindi sono giovanissimi e sono i migliori, diciamo, siciliani delle scuole siciliane. Noi avremo circa oggi 44 ragazzi, ma già c'è stata la prima selezione, che è la selezione locale, che è gestita dai professori. Ragazzi che arrivano da istituti, diciamo... Di tutta la Sicilia. Abbiamo scuole da Palermo, da Catania, abbiamo scuole da Agrigento, tutta la Sicilia, tutte le province della Sicilia. Quindi diciamo stiamo parlando di eccellenze comunque, sì, perché sì, se tra sono il l'altro, risultato di una selezione... Assolutamente, tra l'altro sono ragazzi estremamente meritevoli, anche perché il programma non è incluso nel programma curricolare. Noi forniamo del materiale che loro studiano e quindi oggi risponderanno a diversi quiz che affrontano diverse problematiche tematiche come per esempio le emozioni, il sonno, la diagnosi di alcune malattie, tutti i vari aspetti, diciamo, del sistema nervoso. Insomma, una bella sfida per questi giovanissimi. È una bellissima sfida e tra l'altro devo anche sottolineare che si sono preparati anche grazie a uno stage. Noi abbiamo un sodalizio ormai da diversi anni con la Scuola Superiore dell'Università di Catania. Oggi ci sarà la Presidente, anche la professoressa Nicotra, a dare un saluto agli studenti. Gli studenti della Scuola Superiore dell'Università di Catania hanno organizzato uno stage la scorsa settimana. I migliori sono intervenuti, ci sono stati anche dei seminari da parte di professori dell'Università di Catania, quindi il nostro sforzo CNR Scuola Superiore è quello di intanto attrarre questi ragazzi, ma soprattutto fare capire che la ricerca è il motore dello sviluppo e che la nostra tematica, le neuroscienze, sono anche un argomento estremamente affascinante, oltre che importante appunto per lo sviluppo della società anche futura. Allora, oggi ci sono queste selezioni che sono regionali, diciamo così, ma i vincitori? Il vincitore andrà alla fase nazionale, che quest'anno è organizzata dall'Università di Camerino. Ci tengo a sottolineare che tutta la manifestazione è sponsorizzata dalla Società Italiana di Neuroscienze e quindi sono tutti professori che fanno capo a questa società, che periodicamente, noi a Catania l'abbiamo organizzata nel 2018, organizzano le fasi nazionali e quindi è itinerante. I ragazzi vanno e quindi il livello è superiore, ci saranno anche test in inglese, perché poi il migliore andrà alla fase internazionale. Allora ci auguriamo che sia un siciliano che possa rappresentare l'Italia. L'anno scorso abbiamo avuto una siciliana che è di Palermo e tra l'altro l'ho invitata anche, verrà a dare la sua testimonianza ai ragazzi che si stanno cimentando nelle diverse prove e mi auguro che anche quest'anno avremo un nostro talento siciliano alle Olimpiadi internazionali e poi internazionali. Grazie alla dottoressa Maria Vincenza Catania, che è la coordinatrice dell'iniziativa CNR di Catania. Oggi sono le Olimpiadi delle Neuroscienze, gli studenti siciliani sono in gara a Catania per la selezione regionale, poi si parlerà di quella nazionale e poi di quella internazionale. Grazie ancora per essere stata con noi, ci dobbiamo fermare ancora e poi torniamo subito dopo.
siciliaweb.it si rinnova. Più informazione, notizie in tempo reale, i telegiornali, gli approfondimenti e le dirette di Antenna Sicilia e Telecolor. Più passione, lo sport e il Catania raccontati come nessun altro. Più emozione, con i grandi eventi in diretta e con l'intrattenimento delle nostre produzioni TV. siciliaweb.it. Ogni giorno, in libertà, ovunque tu sia, con un clic. siciliaweb.it. Connessi con il tuo mondo. Allora, eccoci, siamo di nuovo insieme. Buongiorno e ben trovata adesso. E parliamo di un altro tema. Prima abbiamo parlato dei ragazzi che si cimentano in questa prova, adesso però parliamo di un tema delicatissimo che ci riporta purtroppo a quella che è la nostra quotidianità, ahimè, perché le notizie su questo tema, cioè quello dei femminicidi, ormai sono ogni giorno, forse anche più volte al giorno. Con noi c'è la dottoressa Isabella Altana, che è avvocato penalista. Allora, abbiamo avuto nei giorni scorsi, 2 giorni fa, questa terribile notizia che arriva da Messina. Messina, fra l'altro, ancora una volta teatro di un drammatico episodio di femminicidio. Ricorderemo la giovanissima Campanella, adesso un'altra donna più grande certamente, che ha avuto una relazione travagliata con quello che era il suo ex compagno. Però diciamo che gli scenari sono sempre molto simili. Sì, dottore, buongiorno. Effettivamente è proprio così. Di fatto questi scenari si ripetono da decenni. Adesso la qualificazione dei reati per questi scenari è ben identificata. Sotto l'egida della violenza di genere, cioè la violenza perpetrata nei confronti di qualcuno solo perché esso si appartenga a un determinato genere, ecco che sono stati introdotti degli strumenti legislativi, vedasi il codice rosso, che qualificano queste condotte e le aggravano sotto il profilo delle sanzioni penali all'esito del processo penale, ma le aggravano anche sotto il profilo delle misure cautelari, misure di sicurezza. Guardi, sulla vicenda di Messina ci sono un po' di interrogativi aperti. I familiari non si nascondono, sono piuttosto duri, parlano di un femminicidio annunciato. Il fratello ha parlato addirittura di un femminicidio di Stato. Il riferimento è al fatto che l'autore del delitto, reo confesso fra le altre cose, ieri ha reso testimonianza, ha confessato il delitto, ha spiegato anche quali sono stati i motivi per questo incontro. Però la questione è il braccialetto elettronico che non era stato, diciamo, affidato, comunque diciamo, dato al detenuto, che era agli arresti domiciliari, però non aveva il braccialetto, pur essendoci una, diciamo, decisione del giudice in questo senso. E si deve capire perché questo braccialetto non c'era, non era disponibile. Ovviamente del caso specifico non si può parlare perché io non difendo, non assisto le parti. In generale occorre dire che il braccialetto elettronico è uno strumento che è sorto negli ultimi anni. Mentre prima monitorava esclusivamente i soggetti posti agli arresti domiciliari, successivamente anche con l'introduzione del codice rosso, il braccialetto elettronico viene utilizzato anche per quelle misure cautelari, quali ad esempio il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa. Nel momento in cui il braccialetto elettronico non è prontamente reperibile, perché è chiaro ce ne vorrebbero veramente migliaia al giorno, il giudice ha l'obbligo di provvedere ad altra misura cautelare. Di recente si è espressa sia la Corte Costituzionale che la Corte di Cassazione ribadendo che altra misura non deve essere necessariamente la misura più grave, esempio custodia cautelare in carcere, ma una misura idonea a far sì che quel soggetto non reiteri quelle condotte. Ora, è chiaro che in tutti questi casi occorre sicuramente che la vittima, che la parte offesa cerchi tutela, si sappia tutelare e allora lì, oltre alla prevenzione che a mio modesto avviso è il cardine sul quale ogni sistema deve battersi,
c'è anche quello della informazione. La parte offesa deve conoscere quali siano i suoi diritti, deve quindi approntare una difesa tale affinché nel momento in cui l'utilizzo di un braccialetto elettronico non è prontamente disponibile, si sollecita il giudice affinché lo stesso applichi altra misura. È chiaro che se un soggetto che è già posto alla misura degli arresti domiciliari evade, lì siamo di fronte all'ineluttabile, perché c'è un giudice che ha disposto una misura e un soggetto che l'ha violata. Come sappiamo, la violazione degli arresti domiciliari comporta un altro processo penale e la reclusione in carcere. Però, quindi diciamo che lei faceva prima riferimento al codice rosso, l'aggravamento della pena. Tutte queste norme, tutte queste misure non fermano il fenomeno, perché è reiterato ed è frequentissimo. Ora, non basta la repressione, serve qualcos'altro. Perché assieme alla repressione, perché la repressione viene messa in atto con quelle che sono le norme che vengono poi, diciamo, dai vari governi messe a disposizione del giudice, della magistratura e chiaramente degli inquirenti, delle forze di polizia. Però cosa bisogna fare? Perché qui ormai la quotidianità ci porta a raccontare una volta a Messina, un'altra volta ad Ostia, faccio un esempio, oppure in Piemonte, da qualche altra parte, che c'è un femminicidio. È un problema soltanto culturale? Allora, oltre che, diciamo, perché chi delinque, perché evidentemente chi fa un'azione di questo genere, che commette un reato di questo genere, certamente non è una persona tranquilla, ha certamente un pedigree di un certo tipo. Ma cosa bisogna fare? Non da un punto di vista, diciamo, legislativo. Sicuramente ha ragione, dottore, perché inasprire le sanzioni può servire fino a un certo punto. Occorre la prevenzione. Prevenzione vuol dire che già nelle scuole, parliamo di bullismo, il bullo, secondo, ma non lo dice l'avvocato Altana, lo dicono autorevoli psichiatri, il bullo che non viene tempestivamente curato, attenzionato, è molto probabile che diventi uno stalker e un femminicida, laddove vi siano anche delle condizioni socio-familiari che purtroppo incidono su questo aspetto. Se non investiremo tutto nella prevenzione, purtroppo, di questi tragici episodi, continueremo a parlarne per lungo tempo. Anche perché nel caso specifico qui di Messina, a cui noi stiamo facendo riferimento, la povera Daniela aveva già denunciato più volte questa persona, che ieri davanti alla GIP ha detto che era andato a fare un chiarimento sulla denuncia, nonostante la signora avesse riportato anche la frattura di diverse costole. Quindi diciamo che è una situazione molto, molto grave. In questo caso le donne, ma ci sono anche altri reati che vengono compiuti senza che magari la vittima si possa difendere, possa trovare in qualche modo qualcuno che possa intervenire tempestivamente, perché nel braccialetto mi dicono, adesso non sono ben informato, c'è una parte di questo braccialetto che segnala anche, da parte della vittima, la presenza della persona che la offende sul posto. Quindi questo combinato che è mancato ha portato poi al delitto. Sì, dottore, ci sono quei cosiddetti reati sentinella. Nel momento in cui un convivente o un ex convivente pone in essere atti persecutori, quindi stalking, e cioè pedinamenti, minacce, avvicinamenti, molestie, ingiurie e quant'altro, è chiaro che ci può essere soltanto un'escalation di queste condotte se il soggetto ovviamente ha una particolare capacità a delinquere o delle patologie. La frase, e questo lo dice un autorevole psichiatra col quale spesso facciamo questi incontri nelle scuole contro la violenza di genere, la frase "ci incontriamo solo per un chiarimento", purtroppo il 99,9% delle volte presagisce nulla di buono. Senta, ma io adesso, mentre lei parlava, mi è venuta in mente questa cosa, ma quando si dispongono gli arresti domiciliari si potrebbe anche pensare ad una domiciliazione del detenuto lontano dalla zona dove vive, cioè in un'altra città. Questo che cosa significa? Nella mia testa in questo momento penso la distanza. C'è
più facilità a scoprire se la persona che sta agli arresti domiciliari nel frattempo ha lasciato gli arresti domiciliari e fa scattare gli allarmi, perché se io abito nella stessa città e sono a 700, 800, 2 chilometri di distanza è un dato di fatto, ma se io mi trovo a 500 chilometri le cose cambiano. Dottore, sicuramente in teoria sarebbe tutto più semplice così, ma è chiaro che il detenuto dovrebbe disporre di disponibilità economiche tali per cui avere una residenza in un altro comune. E allora se lui no, chi dovrebbe provvedere ma ci a possono fornire... essere delle case dove queste persone possono essere accolte, che sono case dello Stato. Sì. Allora, dottore, anche in questo caso... non carceri, attenzione. Sì, è chiarissimo. Il problema è se già abbiamo dei problemi a gestire delle case circondariali con dei criteri diciamo di civile abitazione per tutti i detenuti, figuriamoci se vi siano dei fondi per costruire delle abitazioni per questi soggetti. Poi va da sé, dottore, che se un soggetto ha la volontà di commettere un reato, tante volte i 10, 50 o 100 chilometri possono non impedire che questo commetta il reato. Senta, stamattina i familiari della povera Campanella, della giovanissima Campanella, leggevamo sui giornali, hanno scritto ai familiari di Daniela Zinnanti per dire che la loro è una pena a vita. Magari l'autore del gesto, del reato, dell'omicidio, del femminicidio sconterà una pena che sarà indicata, non so, può essere l'ergastolo, può essere 10 anni, 15 anni, quello che sarà poi la decisione dei giudici, però per chi subisce una cosa di questo genere è per tutta la vita. Non c'è dubbio, dottore, poi la perdita di un familiare, di un figlio è uno dei dolori più grandi. Va da sé però che le parti offese, le vittime, devono sempre denunziare, perché a tutt'oggi c'è un fenomeno del sommerso che purtroppo è sempre molto diffuso. Quindi bisogna sempre denunziare le condotte persecutorie piuttosto che di molestie, che di maltrattamenti. Insomma, i primi campanelli d'allarme subito bisogna attivarsi. Immediatamente, con una pronta tutela. Grazie all'avvocato Isabella Altana, è un avvocato penalista. Abbiamo cercato di approfondire alcuni aspetti legati all'ultimo fatto di cronaca, cioè al femminicidio avvenuto a Messina qualche giorno fa, lunedì o domenica sera, adesso credo lunedì sera, perché poi è stato ritrovato il cadavere purtroppo 24 ore dopo dalla figlia. Questo è un altro aspetto drammatico, figlia della donna che fra altre cose in attesa al 7° mese di gravidanza, quindi ancora più drammatica questa vicenda. Grazie ancora all'avvocato Altana. Noi ci fermiamo ancora, fra poco ci occuperemo invece di altro e parleremo di solidarietà con le uova pasquali dell'AIL, ma questo subito dopo la sosta. Ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì tempo discreto sul nostro territorio, dove inizialmente prevarrà il sole, poi nel corso del pomeriggio avremo qualche fenomeno nelle aree interne del centro-sud e delle due isole maggiori. E nel dettaglio in Sicilia, dunque, inizialmente avremo un contesto stabile e asciutto, poi nel corso del pomeriggio avremo dei fenomeni che interesseranno in particolar modo il versante tirrenico e quello occidentale. Le temperature massime resteranno tutto sommato gradevoli e miti, con punte localmente anche fino ai 17-18 gradi, specialmente sulle zone costiere. E per quanto riguarda la giornata di sabato, la situazione sarà piuttosto variabile. Avremo infatti dei fenomeni a carattere sparso, ma non mancheranno anche delle pause asciutte e parzialmente assolate. Temperature massime diurne senza particolari variazioni, saranno però in calo specialmente nell'entroterra. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo. Siciliaweb.it si rinnova. Più informazione, notizie in tempo reale, i telegiornali, gli approfondimenti e le dirette di Antenna Sicilia e Telecolor. Più passione, lo sport e il Catania raccontati come nessun altro. Più emozione, con i grandi eventi in diretta e con l'intrattenimento delle nostre produzioni TV. Siciliaweb.it. Ogni giorno, in libertà, ovunque tu sia, con un click. Siciliaweb.it. Connessi con il tuo mondo.
Allora, siamo di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia. Prima dei prossimi ospiti devo darvi una notizia. È morto Bruno Contrada, aveva 94 anni, ex numero 3 della SISL. Negli anni più violenti della guerra di mafia a Palermo è stato al centro di una vicenda giudiziaria che ha portato prima ad una condanna a 10 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. Contrada scontò 8 anni della pena e successivamente alla revoca della stessa condanna dopo un pronunciamento della Corte Europea dei Diritti Umani, cioè la CEDU, e un risarcimento per l'ex poliziotto. I funerali si terranno sabato a Palermo. Adesso buongiorno alla dottoressa Sara Pirrone, buongiorno. Buongiorno a voi. Che è una socia dei volontari dell'AIL, e buongiorno anche al presidente dell'AIL Catania, Riccardo Bottino. Buongiorno, siamo qui per parlare delle uova di Pasqua AIL. Voi siete sempre presenti quando ci sono quelle che sono le feste importanti, quelle a cui noi siamo legati anche non solo per tradizione, ma per quello che è la nostra cultura, la nostra vita, la nostra quotidianità, quello che tutti insomma, i nostri nonni, i nostri genitori ci hanno insegnato. Insomma, tornate per Pasqua e tornate con l'uovo di Pasqua AIL. Lo stiamo vedendo adesso, fra poco i nostri operatori ve lo mostreranno, intanto lo stiamo inquadrando in questo momento. Comincerei con il presidente Bottino. Quest'anno, tra il 20 e il 22, ci sarà dunque quella che è la campagna nazionale, che non è soltanto al Catania, perché l'AIL opera su tutto il territorio nazionale. È un contributo importante quello che viene chiesto, ma è un contributo di solidarietà, un contributo di sostegno, un contributo per aiutare le famiglie, per aiutare la ricerca, per aiutare anche chi soffre, chi è malato. Sicuramente è così. L'AIL nazionale, quindi anche l'AIL Catania, oltre a sponsorizzare, diciamo così, la ricerca, ed è un dato importantissimo per la quale i donatori si spendono molto, l'AIL, a differenza di altre associazioni, invece ha anche come suo target quello di sostenere le famiglie, i pazienti e i loro bisogni. Ad esempio l'AIL Catania da qualche anno ha avviato il cosiddetto servizio navetta, che è importantissimo ed apprezzatissimo dai familiari, dai parenti. E chiaramente prendiamo i parenti a casa, tutto gratuito, li portano in ospedale, fanno la loro terapia, i loro accertamenti e poi riportati a casa. Capite quanto sia poco oneroso questo per le famiglie e quindi sgravati di questo problema. Come ci finanziamo? Ci finanziamo chiaramente con queste campagne, con le donazioni, e che queste campagne delle uova e delle stelle ci permettono di venire incontro ai nostri pazienti. Altro servizio importante è quello della psicologhe, che sono di supporto anche questi ai familiari, ai pazienti, e da qualche anno, per sostenere queste campagne di finanziamento, abbiamo avviato qui a Catania il cosiddetto uovo a braccio, tipo il caffè sospeso. Vengono acquistate queste uova anche telefonicamente con il nostro sito internet, e poi queste uova vengono poi donate agli enti che ne hanno bisogno, i pazienti ricoverati nelle ematologie pediatriche. Quindi insomma occupiamo tutti gli spazi. Il territorio lo presidiate molto bene. A proposito di territorio, perché chiaramente ci saranno i vostri volontari, ci siete voi che siete in piazza. Sì, io sono qui proprio a rappresentare i volontari. Il momento della campagna di raccolta fondi è per noi molto importante, e anche lo facciamo con un certo entusiasmo, perché appunto, siccome si fa una raccolta fondi diretta anche alla ricerca, che è la speranza concreta
per chi soffre di queste malattie, quindi per i pazienti e anche per le famiglie. Possiamo dire dove vi incontreremo, dove vi ritroveremo? A Catania intanto. Certo, a Catania saremo il 20, 21 e 22 marzo dalle 9 di mattina alle 19 di sera in 3 piazze: Corso Italia davanti alla chiesa del Cristo Re, saremo in piazza Verga e in via Etnea praticamente di fronte alla Villa Bellini. Avremo anche 2 piazze a Giarre e ad Acireale, soltanto la domenica mattina, in entrambi i casi a Piazza Duomo, sia ad Acireale che a Giarre. Con il Presidente vorrei sottolineare il fatto che il 70% dei malati con tumori del sangue riesce a guarire o comunque a convivere con la malattia grazie proprio a quello che viene dalla raccolta fondi, dal volontariato. Questo sicuramente. E questo dato che lei ha dato mi piace sottolinearlo, perché qualche anno fa non era così. Qualche anno fa tu hai la leucemia, sei destinato a morire. Oggi non è più così. Oggi non solo si curano le malattie ematiche, i cancro del sangue, ma oggi si guarisce, e ne ho esperienza personale. Mi piace dirlo e sottolinearlo. Non personale ma familiare. Ed è importantissimo. Questo è un messaggio che va non solo a chi magari può dare un contributo, un aiuto, ma a chi in questo momento sta combattendo con la malattia. Quindi c'è una speranza, c'è la possibilità di uscire da questo tunnel incredibile. Con Sara Pirrone vorrei tornare invece sull'aspetto sempre dei volontari, perché voi volontari, a parte quello che fate in questi giorni, fate tanto altro. Infatti, doniamo il nostro tempo in tante attività che vanno dalle più semplici alle più complesse. Siamo di supporto ai reparti ematologici, stiamo vicino con un supporto emotivo ai pazienti che magari sono in corsia o per fare il day hospital le loro cure. I volontari a Catania sono circa 180, siamo formati prima di poter operare, naturalmente secondo norme comportamentali, igieniche, psicologiche, soprattutto per chi sta vicino ai pazienti. La formazione avviene attraverso la nostra psicologa, che è la stessa che assiste le famiglie e i pazienti, e c'è un coordinamento perfetto della segreteria dell'AIL Catania. Chi volesse diventare volontario può contattare la segreteria e io vi invito a farlo, perché donare è veramente un'esperienza di crescita e di grande gioia. Presidente, chiudiamo con lei, ricordiamo gli appuntamenti di quest'anno, cioè quelli che cominciano il 20, 21 e 22 nelle 3 piazze che ha indicato la professoressa Pirrone, nelle 2 piazze nella Acireale e Giarre, ma a questo desidero aggiungere che quest'anno, sempre il 20, 21 e 22, presso il centro commerciale Le Zagare, è aperto per desiderio di un volontario che si è fatto carico di questa attività, il 20, 21 e 22, e poi quest'anno il 29 anche nella piazza centrale di Riposto ci sarà una piazza solo però il giorno 29. E quindi insomma ci sarà la possibilità per chi volesse, insomma non mancano le occasioni, non mancano le situazioni. Li aspettiamo. C'è anche il sito internet online. Certo, il sito internet, c'è la sede nostra al padiglione 8 del Policlinico che è sempre aperta, insomma chi ha questa intenzione troverà le porte sempre aperte. Grazie allora al Presidente di Catania, Riccardo Bottino, grazie alla professoressa Sara Pirroni che è socia e volontaria dell'AIL. Ci sono le uova di Pasqua dell'AIL, aiutiamo chi in questo momento si trova in difficoltà. Una buona giornata e fra poco noi andremo nel Ragusano a Santa Croce Camerina per parlare delle cene di San Giuseppe. Tutto questo fra pochissimo.
annunciato, adesso ci colleghiamo con la nostra Veronica Barbarino a Santa Croce Camerina. Siamo nel Ragusano con la nostra Veronica, c'è un bel po' di gente, ma intanto c'è il sindaco Giuseppe Di Martino e poi anche Giovanna Zisa, che è una allestitrice del tavolo di San Giuseppe. Ci spiegate adesso di che cosa stiamo parlando? Buongiorno e bentrovati a Buongiorno Sicilia. Buongiorno Angelo, buongiorno a tutti. Sì, siamo a Santa Croce Camerina all'interno del centro diurno per gli anziani e siamo in compagnia del sindaco, come hai detto tu, la signora Giovanna, la signora Pasqualina e Maria Stella, che sono loro tre le allestitrici di questo tavolo meraviglioso che abbiamo alle spalle. Parliamo della festa di San Giuseppe, una festività che si celebra in tutta la Sicilia, ma qua a Santa Croce Camerina è molto particolare. Sindaco, qual è la differenza che fa la città di Santa Croce rispetto alle altre? Perché cosa si contraddistingue? Beh, sicuramente buongiorno, è un piacere avervi qui e poter far conoscere questa nostra tradizione straordinaria, insomma, anche fuori dai nostri confini. Le nostre cene di San Giuseppe vengono allestite proprio in occasione dei festeggiamenti in onore del nostro patrono e in questa occasione vengono allestite le cene dalle famiglie per devozione, nei confronti del patriarca o per grazia ricevuta in alcuni casi. Quest'anno ci sono 26 cene allestite nelle varie case dalle famiglie, ma qui ci troviamo al centro diurno Terza Primavera, come hai anticipato tu, e qui c'è una parte del direttivo e delle signore che da anni tramandano questa bellissima presidente del centro diurno, questa bellissima tradizione, una tradizione che, come potrete vedere, ha nella cena di San Giuseppe vede dei simboli che non possono mancare, come il pane pulito e i simboli che vengono realizzati con il pane pulito, il pane di San Giuseppe e tutta un'altra serie di elementi che compongono questa tavola. Poi domani ci sarà, e anche domenica vengono effettuate le processioni per la Sacra Famiglia. Ogni cena ha una Sacra Famiglia con dei figuranti che vengono scelte da antica tradizione della nostra città tra le famiglie che hanno qualche difficoltà, e quindi la Sacra Famiglia composta da San Giuseppe, il Bambino e la Madonnina, che si regheranno in processione sotto la statua del patrono San Giuseppe, diranno una preghiera, la preghiera tipica della nostra città verso San Giuseppe, e poi ritorneranno e verrà aperta la tavola non solo ai figuranti con precedenza, diciamo, alla Sacra Famiglia, e poi aperta agli amici, ai vicini, e viene distribuito questo cibo per tutti. Successivamente tutto quello che rimane dalla tavolata viene distribuito ai più bisognosi, alle associazioni. Quindi diciamo che questa tavolata è un elemento distintivo della nostra città, è il momento dell'anno in cui siamo tutti che attendiamo tutti, uno dei momenti più attesi, e soprattutto rappresenta la condivisione di comunità, il senso di comunità, l'attenzione verso gli altri. Per noi è una bellissima tradizione, avrei potuto sentire questo profumo unico che non puoi trovare in nessun'altra parte, questo insieme di profumi che rendono questa cena di San Giuseppe assolutamente unica. Stamattina entrando è la prima che vedo quest'anno, e quindi l'emozione di sentire questo profumo e di vedere questi colori e queste opere d'arte, perché sono delle opere d'arte, è incredibile. Sindaco, chiedo scusa se la interrompo. Le signore... Chiedo scusa se la interrompo, però volevo capire, ma chi è che si dedica ad allestire queste tavole, ma soprattutto quanto tempo serve per poter realizzare quello che abbiamo visto? Chi è che mi dà una risposta? Sì, queste tavole vengono allestite con assoluto spirito di volontariato, con dedizione e impegno, in questo caso dalle signore del centro diurno, ma poi vengono anche portati dei doni, offerti dei doni dagli amici, dai conoscenti, dalla cittadinanza, e così avviene in ogni famiglia. Anche in ogni famiglia viene realizzato quasi tutto interamente a casa con questa tradizione, soprattutto per quanto riguarda la realizzazione del pane di San Giuseppe, che ha
è una tradizione che si tramanda veramente da tantissime generazioni, e anche altri elementi che devono essere, magari poi li spiegheranno le signore nel dettaglio, devono avere quella tipicità, e soprattutto c'è un ben preciso procedimento per la realizzazione. Veronica! Ecco, sì, Angelo, Sì, appunto volevo le dirti signore, nel soltanto che frattempo è abbiamo... entrata anche Scusami, la signora Maria. Sì, ci presenti le signore, abbiamo un tempo molto limitato, da questo momento 2 minuti perché poi dobbiamo andare avanti, però facci conoscere le signore e che magari ci possono raccontare brevemente cosa hanno fatto. Ecco, sì, le signore hanno allestito questa tavola bellissima e profumatissima. Cosa troviamo all'interno di questa tavola, signora? Troviamo prima San Giuseppe. Guarda qua. Guardando là. Che si accende la lampada, la coperta, che è una cosa importantissima. Questo arazzo che abbiamo alle spalle. Sì. Poi i biscotti, il bastone di San Giuseppe, la sfera di San Giuseppe, la barba di San Giuseppe, la S, la G, il galletto. diciamo che ogni cosa all'interno ha un simbolo. Un simbolo, sì. Il pane che stiamo vedendo in questo momento e si chiama pane pulito, perché? Pane pulito perché? Perché per San Giuseppe, per abbandire la tavola che è la più bella. E ha delle forme particolari. Sì. Che forme ha? Ci sono i cucciolati di San Giuseppe che ci rappresentano l'abbraccio della famiglia, l'abbraccio di tutte le unite. Poi sono per le sante, San Giuseppe, la Madonnina e Gesù Bambino. Veronica, se le portano poi a casa. Veronica, sì, poi io credo che altre... vedendo tutto quello che c'è sulle tavole, c'è una grande partecipazione, come ci anticipava anche il sindaco, come ci ha raccontato il sindaco, e c'è tanto lavoro perché non si fa dall'oggi al domani. Immaginiamo che ci sono anche dei tempi di lavorazione per fare determinate cose. Da quanto tempo ci lavorate? Una settimana. Una settimana, penso di sì. Per preparare tutto. Però sono in tanti. Sono in tanti. Ecco, sì, quante persone siete? La minimo 15 persone, originale come le voglio io, perché voglio persone come a mia. E lei com'è, signore? Precisa. Precisa, è dedicata al lavoro. Bravo. Giusto. Va bene, allora... quando scattano queste scene, sono già scattate, ci date un inizio e una fine di queste, sindaco, in 30 secondi. Le cene, questa è oggi, stamattina, l'apertura di questa prima cena, stasera apriranno la maggior parte delle altre e poi c'è un lasso di tempo che deve trascorrere dall'apertura della cena alla classica uscita, che è la processione di cui vi parlavo poco fa. E quindi questa cena domani a mezzogiorno vedrà la sua processione e apertura poi della tavolata, mentre la maggior parte saranno tutte aperte poi domenica, però sono visitabili già da stasera fino alla giornata di domenica. Quindi 3 giorni. 3 giorni. Bene. Veronica, grazie Angelo. Grazie a te per questo contributo meraviglioso di quella che è la tradizione siciliana, quello che a Santa Croce Camerina è certamente uno dei momenti più belli, immaginiamo, e di grande unione per la comunità intera. Grazie al sindaco Giuseppe Di Martino, grazie a tutte le tue ospiti di stamattina, perché abbiamo visto la signora Giovanna Zisa, ma ci sono anche altre persone che partecipano, che lavorano a queste cene. Magari approfondiremo il tema, seguiremo con attenzione quello che avviene a Santa Croce Camerina per festeggiare per l'appunto San Giuseppe. Grazie ancora a Veronica, grazie al sindaco Di Martino. Arrivederci. E buona festa e buone cene, grazie ancora. Allora ci fermiamo. Ci dobbiamo fermare, no, non ci fermiamo perché continuiamo e andiamo avanti. Chiedo alla regia se abbiamo già pronto il collegamento con Marco Amato, c'è la sigla e dopo sentiremo Marco. Allora Marco, buongiorno, abbiamo visto una bella tradizione della nostra Sicilia. Adesso noi come tradizione a Buongiorno Sicilia diamo le previsioni per il fine settimana, visto che siamo al venerdì. Ma certamente rimaniamo coerenti. Oggi è venerdì 13, è una data che
Sembra un po' nefasta, ma questa vi ricordo è cultura americana, non è la nostra, perché dovete sapere che nella tradizione americana e italiana si invertono due termini, ovvero il venerdì 13 per noi, per loro è un po' più complicato, il 17 è fortunato, mentre invece nella cultura italiana il 17, come nella smorfia napoletana, è a disgrazia. Per cui il numero nefasto nella nostra cultura sarebbe quello. Allora, di nefasto nei numeri e nei giorni non c'è proprio nulla, soprattutto in questo fine settimana, che inizia con una luna capricorniana e che poi diventerà acquariana. Quindi passiamo da un certo ordine razionale ad una fantasia e allegria creativa che coinvolge un po' tutti i segni zodiacali. Vi racconto come. Ariete, per voi è un fine settimana che parte un po' lento, mentre invece già da stasera diventa scoppiettante, pieno di amici, di persone da vedere e di fare qualcosa magari danzando. Ecco, le stelle vi vedono un po' ballerini stasera. Toro, per voi inizia benissimo questo weekend, invece bello ferrato, con una luna di terra, con una luna che dà sicurezza, ma un po' pigro, per cui vorrete comunque defaticare a casa tra la sicurezza degli affetti, quindi serenamente i Toro passeranno un ottimo weekend. Gemelli, per voi invece il fine settimana presenta momenti più santi tra sabato sera e domenica. La giornata di domenica è una delle più forti per voi di questo mese, proprio perché vi confrontate con altre persone, acquisite delle nozioni diverse, altri punti di vista che a volte non siete bravi a valutare nell'immediato. Cancro, la luna è la vostra regina, parte male questo inizio fine settimana perché è in opposizione, ma si placa subito già da domani sera, per cui il sabato e la domenica saranno molto più sereni, pieni di fantasie e sogni. Oggi concludete il weekend senza il weekend belligerare. Leone, per voi oggi è una giornata abbastanza interessante, ma i pianeti sono molto distanti, i trigoni dell'Ariete, e lasciano pensare che sarà una primavera molto piacevole, un periodo preparatorio per voi. Vergine, la natura, il trigono della parte, questo un po' emotivi, ma poi vi riprendete tra sabato e domenica. Oggi un piccolo viaggio, spostamento o qualcosa di lavorativo che fino all'ultimo vi terrà impegnato. Bilancia, per voi la giornata inizia con la luna un po' storta, luna di quadratura, ma sabato e domenica sono due giornate invece di pieno o trigono, ripresa amicale, fare le cose tutti quanti insieme. La Bilancia ritrova il senso di squadra. Scorpione, ottimo fine settimana per voi, un po' misterioso ma segnato dalla passione. Marte in Pesce e Mercurio pure, per cui le parole intriganti non vi mancheranno. Sagittario, per voi sempre molto ottimisti, i pianeti in Ariete stanno lavorando benissimo per il concreto. Venere invece nell'amore vi fa semplicemente felici. Capricorno, protagonisti un po' assieme all'Acquario di questo weekend, i figli di Saturno con la Luna sono un po' i privilegiati. Il Capricorno dovrà mollare un po' le redini e lasciare andare. L'Acquario invece diventa iperattivo e invece guadagna governance, proprio perché la Luna gli pone delle responsabilità gestionali in assenza di altri. Pesci, per voi sarà stupendo perché questo weekend inizia con una Luna molto favorevole e molto attiva. Il vostro Marte finalmente tuona e voi, passionali e intensi come sempre, riuscite a trovare anche una soluzione geniale a un problema annoso. Quindi in bocca al lupo. E detto questo, auguro a tutti uno splendido weekend. Caro Angelo, buon weekend anche a te e ci rivediamo la settimana prossima. Buongiorno, buon weekend Sicilia. Grazie a te Marco, buon fine settimana dunque anche a Marco Amato, che ritroveremo dunque lunedì. Adesso vediamo invece quali sono gli appuntamenti più importanti in Sicilia per il fine settimana. Weekend in Sicilia, tutto il meglio degli eventi, da non perdere.
Alla Valle dei Templi, dal 7 al 15 marzo, è in programma Il Mandorlo in Fiore, festival internazionale arrivato alla 78esima edizione, con danze, gruppi folcloristici e appuntamenti diffusi ad Agrigento. A Palermo, dal 12 al 15 marzo, il Real Teatro Santa Cecilia ospita Gunnel Carling con l'orchestra jazz siciliana per la rassegna Brass in Jazz. Il Teatro Verga di Catania porta in scena fino al 15 marzo Il Dubbio di John Patrick Shanley, con repliche inserite anche nelle giornate del weekend. Sabato 14 e domenica 15 marzo il Teatro Garibaldi di Modica ospita Moby Dick con Moni Ovadia, in doppia data alle 21 il sabato e alle 18:30 la domenica. Dal 12 al 15 marzo al Cinema Experia si svolge la prima edizione dell'Alcamo Film Festival, con proiezione e incontri distribuiti nelle 4 giornate della manifestazione. Al Teatro Biondo di Palermo, dal 10 al 15 marzo è in programma Una notte con Morricone, spettacolo di Marcus Morau con i danzatori del Centro Coreografico Nazionale. E anche per questo fine settimana è tutto. Vi auguriamo un buon weekend. E prima di lasciarci torniamo da Lorena Dolci. Sì, per l'ultima curiosità direi, abbiamo parlato dei prezzi che schizzano in alto, soprattutto con il greggio, conseguenze anche naturalmente sulle caro voli. Decolla, già scattata l'addizionale carburanti, biglietti a più 30%, Air France mette 50 euro di supplemento fisso a lungo raggio e quindi chi sta trascorrendo lunghe ore davanti a un computer, ad uno smartphone in cerca di un volo per le vacanze estive è tormentato da questo dubbio. Prenoto adesso prima che le tariffe aumentino ancora di più a causa dei costi del petrolio o aspetto qualche settimana perché magari il conflitto terminerà e i biglietti aerei subiranno una discesa? Nessuno purtroppo ha una risposta, dicono gli esperti, quindi vi lasciamo con questo dubbio. Grazie Lorena, ci fermiamo qui per questa settimana con Buongiorno Sicilia che torna come sempre lunedì. Auguro a tutti voi ovviamente un buon weekend e vi lascio come sempre ai programmi della rete.